Alla Piani, delusione per 2. Nello scontro diretto per la promozione in Serie A, il Padova riesce a piegare l'Ascoli al termine di una partita di rara intensità emotiva e spettacolare e nonostante il doppio svantaggio firmato dal tedesco Bierhoff, che avrebbe messo in ginocchio chiunque. Ma Simonetta accorcia subito le distanze, poi negli ultimi 10 minuti della ripresa prima Gabrieli e poi Montrone in zona Cesarini danno ai biancoscudati una vittoria inutile visti i risultati del Lecce e del Piacenza. 47 punti non sono dunque bastati per salire in Serie A e l'amarezza è grande negli spogliatoi biancoscudati. Più di qualcuno ha pianto, Di Livio ha ancora gli occhi lucidi, ricorda la grande delusione di 2 anni fa a Lucca quando il Padova perse la Serie A proprio a vantaggio dell'Ascoli, ma dice che stavolta l'amarezza è maggiore. È stata ancora più grande perché veramente abbiamo dimostrato cuore, carattere, tutto quello che avevamo abbiamo dato in più. È stata una soddisfazione incredibile sul 3-2, poi veramente un'amarezza così è difficile da spiegare. Comunque ci dispiace veramente, abbiamo fatto tutto il possibile per raggiungere questa benedetta Serie A, ma non ce l'abbiamo fatta. Mandiamo giù ancora questo boccone veramente amaro. Non ho neanche la forza di parlare perché veramente mi viene da piangere, guarda, scusate perché è una cosa difficile. In casa ascolana si accetta con compostezza e con sportività il verdetto del campo, anche se Cacciatori fa fatica a cancellare le immagini di quelle 2 occasioni avute sul 2-2, prima da Dainzara e poi da Bierhoff per riportarsi in vantaggio e probabilmente chiudere il conto. Fino all'ultimo abbiamo sperato perlomeno nello spareggio, il risultato ci dava ragione, poi il Padova ha fatto giustamente la sua parte e quando ha pareggiato niente, con quell'occasione persa un minuto dalla fine, incredibile, addio sogni di gloria insomma.